Ciao a tutti e bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo video e benvenuti al Passo San Boldo. Oggi in compagnia del mio amico Andrea, che da tempo non si fa vedere nei video perché è diventato prezioso. Esatto, molto impegnato, sono molto impegnato. Andremo a fare il giro dei 3 bivacchi, quindi bivacco dei Lof, Valloscuro e bivacco Costa Curta. La giornata non è delle migliori, però la renderemo solare noi e gradevole. Dai, che Quindi spunta. si parte dal Passo San Boldo, primo pezzo di strada asfaltata. Abbiamo deciso di parcheggiare la macchina sotto, anche se c'è la possibilità di trovare parcheggio più su, ma cominciamo a scaldare le gambe, ad ingranare e si parte. Dai che andiamo. Qui c'è il parcheggio number 2, quello che parcheggiano praticamente tutti per evitare la strada che abbiamo fatto fino ad adesso. Sono già delle persone che salgono. Questo è un giro classico e rinomato per chi abita in queste zone e io proverò a raccontarvelo. Sicuramente questo è il primo punto panoramico della giornata. Là sotto c'è il parcheggio, quindi siamo già saliti molto bene. Com'è fino adesso? Bello, si sale su bene, tranquillo, bello. Ti stai divertendo? Sempre con te, Dai. guarda, non ci si può annoiare. Dai che allora c'è della felicità e noi dobbiamo arrivare qui sopra. Questa è Cima Valloscuro, quindi di strada ce n'è e di divertimento anche. Ricordati questa forcella, Andrea, perché poi ci dovremmo tornare nel ritorno. Vai. Messo in testa. Bravo. Questo è il primo dei 3 bivacchi che dobbiamo trovare sul percorso, bivacco dei Lof, forse il più conosciuto e il più famoso dei 3, e direi che qua c'è tutto per venire anche a fare un bivacco notturno per chi fosse interessato. Molto bello. Però noi proseguiamo, andiamo via dritti di qua
che c'è da salire e faremo una strada alternativa che, da quello che ho capito, da quello che ho saputo, è aperta da poco. Pochi metri dal bivacco dei Lof c'è questa indicazione. Una volta il sentiero era questo, adesso invece vado su per di qua per raggiungere cima a Valnoscuro. Quindi gambe in spalla, che adesso si inizia a salire fino al punto più alto di giornata. Cison di Valmarino, qua sotto. E di là, tra le nuvole, Col Visentin sul Nedegal, dietro al Col Visentin, foresta del Cansiglio. Questo è brutto, lasciatelo stare. Comunque anche cima a Valnoscuro è stata conquistata. Wow, punto più alto dell'escursione di oggi. Adesso scendiamo giù a farci la visita agli altri due bivacchi. A questo punto, Andrea, andiamo verso Casera Valnoscuro. Ci immergiamo nel bosco. Casera Valnoscuro. Vediamo un po' cosa c'è dentro, se si può fare un po' di sosta facilitante. Hai visto che è aperto? Facciamo un giretto. Andrea, perché vai su là? Ora la prossima volta che vieni qua non ci vieni con me. Ho trovato Meglio. dove riposare, Ci sono anche cuscini, materassini, guarda, già tutto pronto. predisposto. Allora Romantico. ti auguro di trovare compagnia. Cerbiata. A questo punto noi seguiamo per bivacco Costa Curta. Scendiamo giù di qua. Qui ci lasciamo il bivacco Valnoscuro. Scendiamo giù verso il Costa Curta. Siamo tornati a questa forcella dove eravamo
poche ore fa. E adesso scendiamo per questo sentiero verso Casera Costa Curta. La forcella in questione è Forcella Bomboi. In questo percorso ricordatevela, perché la farete sia all'andata che al ritorno, il punto di snodo. Scendiamo di qua. Anche qui c'è il libro del bivacco, la stufetta, non male anche qui. Qui poi si sale. E qui Andrea sostiene che sia un'alcova super lusso. Grazie, bene. qua, E allora segnala tra i tuoi bivacchi. sono già segnato nella mappa. Bene, aspettiamo dei feedback dalle tue fans. Ringrazia la natura ti sorride. Eccoci qua, arrivati di nuovo a Passo San Boldo. Adesso si mangia. Sì, adesso si mangia, quindi chiudiamo le comunicazioni. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Sono stati 11-12 km in totale tranquillità e relax e serenità. Piacevolissimo, bellissimi posti. Le Prealpi Trevigiane, siamo al confine tra Treviso e Belluno. Giro davvero meritevole. I 3 bivacchi super approvato e direi squisitamente consigliabile. Allora adesso, come sempre, scrivetemi i vostri commenti, iscrivetevi al canale, se volete condividete il video, dai, fatelo crescere sto caspita di canale. Ciao. Fatelo crescere, che poi vi porto anche contenuti più belli, anche più interessanti, più succulenti, Croccanti. più croccanti, più quello non lo so, però su richiesta. No, super duke. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.